Mia volpe, un giorno fui anch'io il poeta assassinato, là nel noccioleto raso, dove fa grotta da un falò. In quella tana un tondo di zecchino accendeva il tuo viso. Sono i primi versi di un acrostico. Si intitola Da un lago svizzero, Eugenio Montale, Bufera e altro. Mia volpe, Maria Luisa Spaziani. È una piccola leggenda della poesia italiana, questo acrostico scritto da Eugenio Montale per lei, in cui le prime lettere di ogni verso formano il nome e il cognome di Maria Luisa Spaziani. La volpe, come la chiama il grande Eugenio Montale, che accompagnerà per 15 anni ininterrottamente la vita artistica e amicale del grande Montale. Pensate che tra loro saranno scritte più di 1000 lettere, precisamente 1030 lettere, in cui lui chiamerà Maria Luisa la mia volpe e lei chiamerà Eugenio Montale Eusebio. Dirà in una battuta divertentissima a Maria Luisa: avremmo continuato, soltanto il telefono ce lo ha impedito. È uno dei momenti più importanti della vita di Maria Luisa Spaziani. Io voglio cominciare questo incontro dedicato ad una delle voci più alte della poesia italiana contemporanea, ma non solo italiana, con questi suoi versi. Fa lievitare il verso come il pane nel forno al suo calore giusto. Senti che anche il verso emette il misterioso profumo della cosa riuscita. Un verso è un Dio che si presenta, trema, ai tuoi vetri, ha freddo, non trova parole e qualche volta muore per la bianca paura di non nascere. Sono versi di Maria Luisa Spaziani che testimoniano che cos'era per Maria Luisa la poesia. La poesia ha un valore sacro per Maria Luisa Spaziani. La parola è un dono divino che bussa alla tua porta, alla tua finestra. Ho trovato una testimonianza bellissima di Leone D'Ambrosio, poeta italiano contemporaneo di cui Maria Luisa ha curato la prefazione all'ultimo suo libro dedicato alla madre. Mi ha commosso quello che scrive Leone, perché tra loro due, proprio per scrivere la prefazione all'ultimo libro, c'è stata una frequentazione che ha portato Leone a entrare nella casa di Maria Luisa, via Cola di Rienzo 44, ultimo piano, 2 giorni prima della sua morte. Ed è bellissimo quello che scrive, mi ha commosso profondamente. E lui dice, riportando la frase che ripeteva sempre a lui Maria Luisa: la poesia, diceva Maria Luisa, o meglio la parola, che per me è il più alto punto sacrale della poesia e non può andare più alto di così come verità assoluta, è un grande dono che viene dall'alto. La poesia è, a suo modo, una preghiera. Invece leggerà I pali. I pali. Non sanno più i pali del telegrafo d'essere stati alberi. Non tentano nemmeno a primavera di mettere un racimolo. Grazie a internet e il fax ormai li abbattono per la seconda volta. Sono stati utili 90 anni più o meno, tanto dura il destino di un uomo.